I Campi Flegrei si affacciano sul Golfo di Napoli. Sono la caldera di uno degli antichi 12 supervulcani presenti sul nostro pianeta. Sono quei vulcani che con le loro devastanti eruzioni nel corso della storia hanno dato vita a terre ricche di fascino e di mistero, come questa che scopriremo nella nostra puntata. Prima di partire per il nostro viaggio tra i sapori, voglio raccontarvi qualche curiosità su questo territorio, scelto dai romani per il loro divertimento. Nei Campi Flegrei sorge Baia, l'antica Ibiza. Qui tutti venivano a divertirsi per l'effetto Baia, un effetto collaterale e, se vogliamo, benefico delle acque termali di Baia, cioè la vasodilatazione che aiuta in certe attività, diciamo, ricreative. Più a sud, nella zona vesuviana, sorge Pompei, la città della perdizione, l'antica Las Vegas. Lì tutto si poteva vendere e tutto si poteva comprare. Quando dico tutto, intendo dire tutto. E dove c'è divertimento c'è sempre il vino. E questa è una terra ricchissima di vini. Noi li scopriremo nel nostro viaggio Coast to Coast. In questo momento mi trovo su un terrazzamento ai Campi Flegrei. Alle mie spalle c'è l'isola di Procida, famosa per le sue bellezze naturali ma anche per il cinema, perché lì Massimo Troisi ha ambientato il suo ultimo film, Il Postino, che ha vinto anche un Oscar come migliore colonna sonora. Poi più in lontananza c'è l'isola di Ischia. Questo è un bicchiere di Falanghina. Qui, nei Campi Flegrei, vengono coltivati i vitigni per la produzione di questo vino, che è assolutamente particolare, ha un colore giallo paglierino e un profumo esotico, straordinario anche perché unisce due caratteristiche, vale a dire quella della sapidità delle acque marine e i sali minerali del territorio flegreo, che si tratta ovviamente di un territorio vulcanico. È un vino non adatto per l'invecchiamento, o almeno si credeva non fosse adatto per l'invecchiamento, ma da qualche tempo i giovani viticoltori soprattutto hanno iniziato a farlo invecchiare, ottenendo degli straordinari risultati. La Falanghina è un vino conosciuto fin dall'antichità, non mancava mai sulla tavola degli imperatori e anche alla corte di Napoli c'era sempre una bottiglia di Falanghina. Poi si dice che addirittura il Papa lo avesse inserito nella carta dei vini papale, ma i papi si sono sempre trattati particolarmente bene. La Falanghina è un vino speciale perché è adatto a tutti i piatti della cucina mediterranea, sia con il salato che con il dolce si sposa sempre benissimo. Pensate che ci si può fare il passito e addirittura lo spumante. Fin dal 1994 è arrivata la denominazione Campi Flegrei DOC. Ma il resto della storia ce lo facciamo raccontare dal mio amico Gennaro. Ciao Giampa. 3 generazioni di viticoltori qui nei Campi Flegrei, ma tu non coltivi soltanto il vitigno per il bianco, vero? Anche per il rosso, il famoso per il rosso dei Campi Flegrei. E il tuo preferito qual è? È il bianco. Perché? È perché diciamo è un vino che ti affascina, sia con una donna, sia a tavola. Senti, ma questo fatto della donna, io ho saputo che è un po' afrodisiaco. Sì. E allora noi, guardando questo panorama, facciamo un brindisi alla salute dei Campi Flegrei.